direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, ha dipinto un quadro positivo dell'economia mondiale durante la conferenza stampa che ha dato il via alle riunioni annuali dell'organizzazione da lei presieduta con la Banca Mondiale. Quello a cui stiamo assistendo è un forte recupero molto più ampio rispetto agli ultimi anni. Ci aspettiamo una maggiore crescita mondiale quest'anno e nei tempi a venire. Meno ottimistica la visione di Jim Yong Kim, presidente della World Bank. Siamo preoccupati del fatto che rischi come il protezionismo emergente, l'incertezza politica o le turbulenze del mercato finanziario possano far deragliare questa fragile ripresa. Le stime di crescita mondiale sono state riviste al rialzo dello 0,1% sia per il 2017 che per il 2018, portandole rispettivamente al 3,6 e 3,7%. NBC conferma, Trump prima smentisce poi ridimensiona, ormai il cliché, questo attaccare per non essere attaccati e qualsiasi cosa di sconveniente giri per le redazioni dei media di tutto il mondo, per i protagonisti si tratta solamente di fake news da smentire, come nel caso di Trump via Twitter, che ha anche minacciato la revoca della licenza NBC. Lo scoop del network americano è di quelli che, se confermati, prenderebbe i contorni di una notizia shock. Citando fonti presenti all'incontro, NBC ha infatti svelato la richiesta del presidente di decuplicare l'arsenale nucleare fatta ai vertici militari nel luglio scorso. I funzionari hanno spiegato al Presidente che ci sono vincoli di bilancio per aumentare le dimensioni dell'arsenale nucleare ed anche obblighi del trattato. Il trattato in questione è quello di non proliferazione sancito nel 1968. Trump successivamente ha ridimensionato parlando di ammodernamento e non di ampliamento. Il gruppo jihadista Stato Islamico ha rivendicato il triplo attentato che ha colpito un commissariato di polizia nella capitale siriana Damasco, facendo almeno 2 vittime. L'attentato è stato messo a punto da 2 kamikaze che si sono fatti esplodere all'interno della struttura. Un terzo assalitore ha azionato la cintura esplosiva di fronte al quartier generale. Si tratta del secondo attentato di questo tipo in meno di 15 giorni che abbia colpito il cuore del regime siriano. Intanto le forze della coalizione anti-ISIS appoggiate dagli Stati Uniti sono entrate nella fase finale della riconquista della città di Raqqa, per anni autoproclamata capitale dell'ISIS. Le forze democratiche siriane, alleanza tra combattenti curdi e forze arabe appoggiata da Washington, sta conducendo una trattativa per l'evacuazione dei civili ancora bloccati dai combattimenti nella città. E la campagna militare della coalizione delle forze anti-jihadiste sta progressivamente avanzando verso l'est del paese, verso il confine con l'Iraq. Nella provincia di Deir al-Zor migliaia di rifugiati sono accampati a sud di Al-Asaka, un sito concepito per 19.000 persone che attualmente ne accoglie circa 27.000 in condizioni al limite della vivibilità. L'ombra della crisi in Catalogna si è fatta sentire anche sulla festa nazionale in Spagna. A Barcellona migliaia di persone sono scese in piazza con slogan contro la secessione, ma anche semplicemente in nome dell'unità. Da anni qui in Catalogna, se non la pensi come i nazionalisti non fai parte del gruppo, non sei parte della tribù, dice questo ragazzo. Ecco perché sono qui, per dimostrare a favore della libertà. Sono catalano ma anche spagnolo ed europeo. La mia bandiera dice tutto. Questo è un atto di ribellione contro il governo catalano. Ormai siamo abituati a questo gioco che il governo catalano è solito fare, ovvero fare delle dichiarazioni e poi smentirle. Vogliamo solo che rispettino la legge, la Costituzione e lo Stato di diritto. Non sono mancati momenti di tensione con scontri tra un gruppo di indipendentisti che hanno lanciato sedie contro i manifestanti unionisti. Gli strascichi della crisi istituzionale più grave vissuta dalla Spagna dalla fine del franchismo si sono fatti sentire anche a Madrid. Alla parata militare hanno preso parte il re Felipe VI, il premier Mariano Rajoy, alcuni ma non tutti i presidenti delle regioni autonome. Tra i grandi assenti il leader catalano Puigdemont, alle prese con l'ultimatum di Rajoy. Se entro lunedì la Catalogna non fermerà la dichiarazione di indipendenza, verrà commissariata.
Sarebbe stato un calcolo errato delle ferie che spettano ai piloti a far saltare oltre 18.000 voli Ryanair tra novembre e marzo 2018. C'è invece chi si chiede se le 34 rotte sospese dalla compagnia irlandese fossero proprio quelle destinazioni in perdita. Intanto, mentre la compagnia cerca una soluzione, il direttore commerciale David O'Brien ad Atene ha annunciato 23 nuove rotte in Grecia perché, come ha spiegato la nostra corrispondente Simela Tuktidou, non si deve sempre solo pensare al denaro. Si deve far fronte ai bisogni dei passeggeri, ci siamo sbagliati con il nostro sistema di rotazione e lo abbiamo risolto molto velocemente. Ora vogliamo arrivare al cuore dei nostri passeggeri. Abbiamo creato numerosi disagi alle persone, ma ci prenderemo cura di loro e lo faremo. Dopo il caos dei voli, aumentano però i dubbi dei viaggiatori e del personale stesso. Ryanair continuerà a pagare gli stipendi, ha assicurato O'Brien. Abbiamo preso un impegno con i nostri piloti, che sono i migliori 737 comandanti. Stiamo anche negoziando in ciascuna delle nostre sedi tramite i commissariati rappresentativi dei dipendenti. Ha sempre funzionato senza aver mai avuto uno sciopero in 30 anni. Abbiamo però bisogno di sapere se i sindacati dei piloti Aer Lingus o di British Airways o quelli di Lufthansa hanno un problema con Ryanair, e penso che la risposta sia ovvia. Con le dovute distinzioni, ma sembra proprio che l'inquinamento atmosferico uccida quasi come una guerra. È quanto emerge dai dati dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, secondo i quali proprio l'Italia detiene un triste primato, quello del maggior numero di morti dovuti allo smog in tutta l'Unione Europea. Secondo i dati raccolti dal 2014 nel nostro paese, sono oltre 80.000 i decessi dovuti alla pessima qualità dell'aria, la maggior parte a causa del particolato, il PM10 o 2,5, gli altri per colpa delle alte concentrazioni del diossido di azoto o dell'ozono a livello del suolo. Insomma, nella speciale classifica dei paesi con l'aria peggiore, l'Italia con il primo stop veste una inesorabile maglia nera, seguita dalla Germania, il Regno Unito, la Polonia e via via gli altri paesi, per un totale di 428.000 decessi prematuri in 41 paesi europei. Dati rilevati grazie a un'analisi aggiornata basata su dati provenienti da più di 2.500 stazioni di monitoraggio in tutta l'Unione. Nel report esiste anche un altro dato abbastanza inquietante e riguarda le ore di vita perse ogni anno dagli abitanti italiani a causa dei 3 fattori inquinanti, e si tratta di quasi 2 milioni di ore. Il tutto anche con notevoli impatti economici, aumentati infatti anche i costi medici, diminuita la produttività dei lavoratori e danneggiato ovviamente l'ambiente. Tira un sospiro di sollievo la borsa di Madrid dopo la sessione parlamentare a Barcellona. Il premier Rajoy prende tempo e gli investitori si fidano, con l'indice di Madrid che a metà giornata segnava un più 1,53%, più prudenti invece le altre piazze, da Milano a Parigi, da Londra a Francoforte. Le conseguenze sul mercato azionario spagnolo sono ormai molto difficili da prevedere, ci spiega questo analista tedesco della Baader Bank. Se proseguirà l'incertezza, ma speriamo proprio di no, ci saranno altri disordini in Catalogna e questo avrebbe conseguenze sui rendimenti delle obbligazioni spagnole. I mercati saranno sotto pressione, i bond spagnoli saranno venduti e gli investitori cercheranno paradisi più sicuri. Lo stesso vale per il mercato azionario spagnolo. Intanto la forbice dei rendimenti Spagna-Germania si stringe a 121 punti base dai 126 della scorsa chiusura, mentre il differenziale Spagna-Italia viene scambiato a 51 punti base. Si infrange ai tempi supplementari il sogno mondiale per la Siria. A Sydney l'Australia è riuscita a battere la squadra di Ayman Hakim, eliminandola nel play-off della zona asiatica e qualificandosi allo spareggio di qualificazione al mondiale di Russia 2018, che si giocherà il prossimo novembre contro la quarta classificata del girone centro-nord americano. All'andata era finita 1-1 e per la Siria si è messa anche bene all'Allianz Stadium con il gol in apertura del solito Al-Somah. I Socceros però hanno raggiunto immediatamente il pari con Cahill. All'overtime Siria in 10 per l'espulsione di Al-Mabas per doppia ammonizione. Al minuto numero 109 ancora Cahill ha deciso il destino dell'Australia, che ora attende l'esito delle gare tra Trinidad e Stati Uniti, Panama, Costa Rica e Honduras, Messico, e soprattutto la classifica ufficiale del gruppo. Probabile prossimo avversario il Panama.